scorsa settimana ci eravamo lasciati qui. Oggi, questa settimana, utilizzeremo un pezzo di compensato, tipo questo, abbastanza spesso, degli avanzi di legno, presi anche da una falegnameria, una spugna e degli straccetti e un blocco di cavo, abbastanza spesso. Partiamo subito utilizzando la tavola che abbiamo preso. Qui abbiamo lo spazio ancora vuoto e lo compensiamo con questa bella tavola. Ricordiamoci che la tavola deve essere un attimo più sporgente rispetto al resto e che deve comprimere queste tavole in modo da bloccarle. Lo fissiamo qui all'estremità. Adesso con i nostri avanzi che fanno spessore andiamo a posizionare in questa maniera qua, proprio sui bordi, in modo che il bordo sia più alto rispetto alla parte centrale. Non serve che la cosa sia simmetrica perché poi verrà ricoperta. Ok. A questo punto puliamo la superficie con la nostra spugnetta. Qui stiamo creando delle montagne e questo legno qua ci servirà appunto per le montagne principali. Vediamo che è un legno abbastanza corroso e per questo ci aiuterà molto nell'aspetto. Continueremo la catena montuosa di là con altri pezzi di legno e misti con i sassi, e in seguito qui porremo, in tutta questa zona qui che si vede, apporremo il deserto, che comunque sarà distanziato dalla zona delle montagne. Tutta la zona comunque effettivamente dovrà essere recintata, non solo per perimetro di lavoro ma anche per evitare la presenza di animali che possono danneggiare, come ad esempio l'anno precedente che il ponte fu danneggiato gravemente da un gatto che continuava a scambiarlo per il suo bagno. Quindi adesso andremo anche a posizionare delle reti anti-gatti e anti-cani, in modo che il presepe sia anche tutelato. Bene, abbiamo ricoperto tutta la superficie di questi legnetti, facendo appunto i piani più bassi e più alti. Ora prendiamo anche delle pietre, prendiamo questa carta che la potete comprare in qualsiasi supermercato ovviamente, eccola qua, la pellicola, prendiamo la nostra pellicola appunto, la srotoliamo e deve ricoprire tutta la massa. Useremo anche queste pietruzze per formarla in questa maniera qua. Andiamo a farlo. Per ora questo non ci serve ancora, andiamolo via. Non ci serve ancora. Iniziamo a ricoprire il tutto.